C'è stata una grande assemblea dei sindacati, hanno deciso ormai l'azienda dopo tanti anni che siamo in esubero di oltre 150 persone e stanno decidendo cosa fare. Scende la sera sulla Permastelisa di Vittorio Veneto quando termina l'assemblea degli operai sui licenziamenti annunciati dalla nuova dirigenza. 4 ore con i rappresentanti sindacali per informarsi sul loro futuro, che sui 150 esuberi su 700 dipendenti li coinvolge per poco più del 10%. All'uscita pochi vogliono parlare, il nostro Nicola Marcato, di una decisione che in fondo tutti si aspettavano. Erano tantissimi anni che stavamo già in difficoltà, dalla gestione di prima, dagli amministratori che stavano prima, fino all'ultima amministrazione, è stata la trattativa con la Cina. Trattativa saltata che ha portato all'acquisizione del fondo industriale e dell'incarico di amministratore delegato al numero 1 della Gardner, concorrente interna del gruppo, che subito ha iniziato a tagliare tra quadri e impiegati all'interno di quelle che sono state definite le sovrastrutture industriali. Oggi le assemblee dei lavoratori che hanno anche avuto rassicurazioni sul mantenimento di sede, marchio e di sviluppo dell'area clienti, visto il cambiamento importante che il coronavirus sta portando anche all'architettura industriale. Su queste basi partirà il confronto con la nuova dirigenza, come ci hanno confermato i sindacati al termine dell'assemblea. Il futuro al momento è una trattativa che ovviamente parte con tutte le difficoltà del caso quando ci sono questi esuberi che per noi devono essere modificati. Ad oggi l'azienda ci ha fatto le sue comunicazioni il 18 di novembre scorso. Il 3 le incontreremo e valuteremo. Un futuro duro però ecco, condivisibile con il tavolo, con le trattative con l'azienda.